struggenti, eccezionali note del violino di Ugo Adamo in questo meraviglioso tango hanno aperto l'appuntamento di questa settimana di Target, il vostro salotto settimanale su Televideo Agrigento e le CN92 del digitale terrestre, praticamente in tutta la Sicilia e naturalmente anche in tutto il mondo, perché va in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. E quando ho un musicista e poi del calibro del maestro Ugo Adamo qui in studio, non posso fare altro che approfittare per fare insomma questa controsigla dal vivo e poi le magiche note del violino, un tango eccezionale, credo che sia inserito nella colonna sonora del film Profumo di donna con Al Pacino, perfetto, e quindi veramente, e poi il violino fa venire i brividi. Io quando mi sono sposato non conoscevo Ugo, però quando ho fatto il 25esimo anno di matrimonio, insomma, le nozze d'argento, l'ho chiamato subito perché mia moglie ha detto voglio il violino alla mia messa, ti ricordi? Sì. Eccezionale, veramente. Ugo, naturalmente non solo cerimonie religiose ma anche intrattenimento in generale, insomma, il violino ormai è uno strumento che fa di tutto. Sì, per tutti i lieti eventi in genere, quindi sia che parliamo di matrimoni piuttosto che di anniversari, lieti eventi in genere, ma anche sono a disposizione anche per situazioni quali per esempio inaugurazioni, insomma, sì. lieti dove eventi, c'è da ascoltare dell'ottima musica. Sì, le serenate all'amata, insomma, E poi ci sono anche, diciamo, musiche nuovissime col violino, non è? Abbiamo solo le classiche, abbiamo assolutamente anche sì, sempre in chiave moderna, attualissima, insomma, sempre aggiornati, diciamo. Però il violino insomma è veramente magico. Target ancora una volta mette in risalto quelle che sono le belle realtà del territorio agrigentino nei diversi campi del volontariato, dell'associazionismo, dell'imprenditoria, insomma tutto quello che è giusto che venga amplificato tramite una emittente locale importante qual è la nostra, ed è per questo che lanciamo sempre un appello, non so se ci sentono o non ci sentono, noi lo diciamo. Le emittenti locali devono essere valorizzate e non penalizzate. Bene, passo subito allora a presentarvi gli ospiti di questa sera. Il maestro Ugo Adamo l'avete visto, l'avete sentito. Accanto a me invece c'è Gaetano Gazziano, lui è il presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento. Accanto un gradito ritorno, un ospite, insomma, un padrone di casa, dai, diciamolo così, Giovanni Parisi, dico imprenditore ma racchiude in sé tantissime cose, e poi Michele Nantele, lui è il presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro di Agrigento. Giovanni, ti affascina il violino? Sì, a me la musica in generale affascina molto, e poi anche i tanchi mi piacciono, perché mi piace molto Piazzolla, il cassonomicista. Ho la casa, diciamo, quasi piena di tutti i pezzi di... Dottore Gazziano, la musica fa parte della tua vita? Per me è una parte essenziale della mia vita. Ho girato il mondo per musica classica, musica lirica, sinfonica, ma anche musica leggera. La musica è consolazione, e diceva un grande filosofo, senza la musica la vita sarebbe un errore. E poi la musica è un linguaggio internazionale, infatti, lo capiamo dovunque. Infatti. Michele Nantele, anche per te la musica o il violino sì, in particolare? La musica è la spensieratezza, se poi la musica di Adamo, già la conosciamo bene, le mie città, le inaugurazioni, sono stato fino la settimana scorsa, già conosco bene anche la quindi musica, il valore è bellissimo, la serenità, la spensieratezza. Si coniuga bene anche con la vostra attività, mi trovo spesso a coadiuvare queste realtà della quale lui si onora di essere presidente. Ugo, io a volte ho avuto anche qui diciamo ospiti anche dei ragazzi che frequentano gli istituti musicali, no? E chiedo sia al ragazzo che anche all'insegnante, ma è lo strumento che lo scegli tu o è lo strumento che sceglie te? Cioè, come avviene questa simbiosi? Ecco, tu come hai scelto il violino? Allora, ai ragazzi viene dato un orientamento per quanto concerne la scelta dello strumento musicale. Poi nel corso degli studi l'allievo o l'allieva
si rende conto se quello strumento, sia che parliamo di strumenti a fiato piuttosto che di strumenti a corde, e fa caso suo, perché ci sono strumenti che si prestano, diciamo, alla simpatia, per così voler. Ci sono strumenti un po' antipatici, perché classificati come strumenti un po' più difficili, ecco, nella letteratura della musica. Magari le prime note si vogliono strimbellare con la chitarra. Sì, ecco, io dico così. sempre ai ragazzi che si approcciano per esempio al violino, che è lo strumento che suono io, che se riescono ad amare lo strumento, va bene, a prendere padronanza dello strumento, questa antipatia che dà lo strumento via via andrà, diciamo, a scemare, e quindi acquisendo padronanza dello strumento, ecco perché non c'è una vera e propria inclinazione a questo strumento piuttosto che all'altro. Poi nel corso io per esempio, poi un aneddoto brevissimo, io sono entrato nella classe di fagotto, no? Io ho scelto fagotto perché mio zio era primo fagotto al Teatro Massimo. Fagotto è a fiato, no? Sì. E poi invece scelse, ma provenivo già dallo studio del pianoforte, però poi scelsi il violino perché col fagotto non mi trovavo, insomma, anche col pianoforte se non diventi un mostro della musica. E adesso insomma col violino c'è una simbiosi perfetta. Ad rallegrare cuori con lo strumento. Veramente bene. Allora, voglio leggervi un qualcosa che arriva dal Ministero della Cultura per l'impegno dell'associazione di preservare il paesaggio della Valle dei Templi dalle minacce di compromissione di questo prezioso sito e del suo contesto, come costante esempio civico di cittadinanza attiva nei confronti dei tentativi di aggressione nei confronti del paesaggio e del patrimonio culturale. La firma è del ministro Gennaro San Giuliano ed è rivolto a questa magnifica associazione che è qui rappresentata da Gaetano Gaziano. Infatti. Una bella soddisfazione? Ma certamente. Io non me l'aspettavo, per la verità. A dicembre ho partecipato a questo premio del paesaggio che bandisce ogni 2 anni il Ministero della Cultura. Una volta si chiamava dei beni culturali, ora si chiama della cultura. Ho partecipato con un progetto per salvare il paesaggio della Valle dei Templi in partnership con il Movimento per la Sostenibilità e contro il rigassificatore a ridosso della Valle dei Templi, il movimento guidato da Alessio Lattuca. Io ci avevo perso già le speranze, però è arrivato qualche settimana fa, avete ricevuto l'encomio, non il premio già tra l'altro l'ha vinto il Parco Archeologico della Valle dei Templi nel 2017, però ci hanno assegnato un encomio. Sembra un importante riconoscimento. È un importante riconoscimento, perché al di là dell'encomio ha una valenza importante. Ma come avete convinto, insomma? Hai scritto una lettera, hai fatto una relazione? Ecco, si partecipa così, si partecipa online, cioè nella piattaforma del Ministero della Cultura c'è articolato tutto la procedura del premio e bisogna rispondere a delle domande online, sempre online, cioè la capacità di coinvolgere la popolazione verso il patrimonio culturale e verso la salvaguardia del patrimonio culturale e così via. Abbiamo partecipato con l'organizzazione dell'amico Lattuca e ci arriva questo premio. La valenza è importante perché vuol dire che la cultura, quella istituzionale rappresentata dal Ministero della Cultura, non abbandonerà la Valle dei Templi al suo triste destino industriale, che è quello di volere costruire un rigassificatore al confine della Valle dei Templi. Beh, abbiamo un porto naturale che è Porto Empedocle, insomma, è lì che è destinato. Se ne parla da 20 anni, ci sono stati progetti, controprogetti, addirittura l'opposizione della città di Agrigento, un referendum. Infatti c'è stato un referendum, per la verità, che ha detto no a questo incredibile progetto con il 98% di no e solo il 2% di sì. Dicevo che questo
è il segnale forte che il Ministero non abbandona la Valle dei Templi. E tra l'altro voglio ricordare che non è la prima volta nella storia di Agrigento che la Valle dei Templi viene scelto come sito di insediamento industriale. Molti di voi non erano nati negli anni 50-60 del secolo passato, lo dico a beneficio dei millennials che sono nati ora. Fu portato avanti l'incredibile progetto di costruire i capannoni della Fiat, quelli che poi furono costruiti nella piana di Termini Imerese. Oggi infatti cimiteri industriali dovevano essere costruiti sotto il Tempio, nella piana di San Gregorio, dove Papa Wojtyła lancerà il messaggio contro la mafia. Sarebbe stato un bel panorama da vedere. Un panorama. E questo ignobile progetto fu sventato dal sovrintendente ai beni culturali del tempo. Si chiamava Pietro Griffo. Oggi il Museo Ecologico porta orgogliosamente il nome di Pietro Griffo. Però scusa Gaetano, ma Porto Empedocle è un altro comune, è più distante, sì. Aveva già un progetto industriale, c'erano le cementerie, la Montedison, insomma sì. un qualcosa, è stata fatta un'ASI, un'area di sviluppo industriale, che poi è rimasta opera morta. Quindi lì forse il rigassificatore ci potrebbe stare. No, vedi, perché il rigassificatore è definito dalla normativa Seveso, impianto a rischio di incidente rilevante. Ora, il più grande esperto di sicurezza al mondo, che è il professore Richard Clark, consulente di 3 presidenti americani, ha detto: il rigassificatore, se si devono fare il più distante possibile dai centri abitati. Molti sono offshore, quindi ai limiti delle acque. Molti, oggi nessuno più progetta un rigassificatore inshore, oggi vengono progettati offshore oppure con le navi rigassificatrici, come stanno facendo a Piombino e a Ravenna. Ma come si fa a progettare un rigassificatore a 800 metri dalla scuola materna di Porto Empedocle? E quindi il riconoscimento a questa valenza. Bene, parleremo ancora del valore del vostro riconoscimento e di quelle che sono anche le attività della tua associazione e dei partner che sono con te. Giovanni Parisi, quindi meglio parlare di cultura, meglio parlare anche di Agrigento candidata ad essere la città della cultura. Speriamo che ci arriviamo. 2025. Ma sarebbe un bel traguardo per la nostra città. Anzi, io non riesco a capire come c'è un'esigua minoranza in città che addirittura è contro questa candidatura. C'è sempre. Ma è una cosa proprio penosa anche a parlarne. Ebbene, se la città si unisce tutta, la città intendo anche le associazioni, gli operatori, io direi anche non città proprio Agrigento, ma tutto. No, ma tutto, se non proprio la ma io conosco il progetto che si presenta, e il progetto coinvolge anche l'isola di Lampedusa. Certo. Oltre a tutte le città. Abbiamo parlato anche della Costa del Mito, no? Tutta la nostra costa. Sì, ma Agrigento significa la capo. Certo, Agrigento provincia come capoluogo. Capoluogo, poi anche Favara con i 7 cortili, la Farm, certo. Addirittura la Presidente della Farm so che andrà in delegazione a perorare anche questa cosa. Insomma, io ieri in televisione ho visto che hanno candidato, anzi hanno assegnato a Gorizia e Nuova Gorizia il titolo di Gorizia capitale della cultura europea, come lo è stata Matera. Gorizia e Nuova Gorizia sono 2 città, una è in Slovenia e una in Italia, c'è addirittura il confine passa dalla piazza principale. È una bella cosa, no? Che una città che conosciamo poco noi ovviamente, però il fatto che 2 città contemporaneamente di 2 stati diversi vengono aggregate a un unico progetto come capitale della cultura, questa è una grande operazione. Ora per esempio quest'anno è la capitale della cultura italiana, è Brescia e Bergamo, a cui è stato dato, c'è stato il discorso del Covid anche e l'anno prossimo sarà a Pesaro. Già c'è il sindaco di Pesaro che è un protagonista di talk show televisivi, si presenta sempre con dietro alle spalle il logo della città che diventerà. Quindi se Agrigento diventa, vero che Agrigento ha delle criticità che
Tutti è inutile conosciamo. che li nascondiamo, purtroppo ci sono, ma tutto questo non è che significa che è una città che poi ha tantissime cose, la provincia ha tantissime cose da fare vedere al mondo e far aumentare anche la presenza turistica. Non è che sarebbe male, sarebbe una bellissima iniezione di Avere la possibilità di essere capitale della cultura potrebbe spingere il governo regionale, nazionale esatto, a intervenire. per intervenire Addirittura sulle nel infrastrutture. progetto c'è inserito nel bando del concorso, che ho letto bene, che la città vincitrice si deve attrezzare per determinate cose, Servizi. infrastrutture, servizi e anche di transizione digitale, di cui ora io Certo, anche ne perché parlo, insomma, Giovanni Parisi che devono diventare diciamo, il fulcro, il traino di tutto quanto. Ora, Giovanni Parisi non da ora, ci insomma, guadagniamo tutti. ma da sempre, almeno io da un trentennio, dico, quello che mi ricordo Ci io, guadagniamo è sempre il tutti. protagonista di mettere in risalto e Agrigento. Ci guadagniamo tutti vincendo, diciamo, questa partecipazione, questo incarico, questo titolo di capitale alla cultura. Quindi, E non a caso, insomma, il logo che accompagna sempre Giovanni Parisi è Vivi Agrigento, in questo caso 2025. sì, io vivo a Agrigento, come tutti si ricorderanno. È stato un ventennio di manifestazioni legate alla fiera, All'imprenditoria, all'imprenditoria, certo. ma io all'interno della fiera mettevo pure il settore che riguardava la cultura, il turismo, Certo, la la gastronomia, gastronomia, cioè, la non è- tutto. addirittura Completissima. TVA, grazie all'interessamento della buonanima di Gerlando Butera, uno dei 3 soci di questa televisione, abbiamo fatto per la prima volta, sicuramente in Sicilia, la diretta dei TG, del VG proprio dalla sede dove facevamo la fiera a Porto Empedocle, ed erano delle cose straordinarie, la gente si metteva tutta la disposizione per essere intervistata, insomma è stato un momento anche per Agrigento abbastanza florido. L'evoluzione digitale ci porta adesso ad avere anche le app nel telefonino Sì. per Di essere sempre connessi. Di fatto dal 2009, dopo la grande crisi che c'è stata in America e che ha distrutto l'economia, anche quella italiana, purtroppo la fiera Viva Agrigento non si è potuta fare perché Peccato. la manifestazione aveva dei costi esagerati che noi riuscivamo a coprire con la partecipazione di 150 espositori e la presenza di almeno 50-60 mila visitatori. Insomma, erano delle belle somme e riusciva fuori una bella manifestazione. Dopo la crisi, nel 2009, io l'ho fatta fino al 2011 la fiera. Gli sponsor, gli espositori e anche lo stesso pubblico Bisogna dileguarsi. non ha voluto più né partecipare. Oggi sarebbe assolutamente impossibile, perché oggi una fiera del genere costerebbe Cifra immensa. una barca, un vagone di euro, e quindi è meglio lasciare perdere. Che cosa ho fatto io? Io sono stato 2 anni in Toscana, ho conosciuto un'associazione di ingegneri che si occupavano di attività digitali, multimediali, e che facendo amicizia ho partecipato a diversi corsi che loro facevano, extra università, li facevano per terze categorie di persone, studenti e anche gente come me. Interessati. Io partecipavo e mi sono affascinato tutto quello che è il multimediale, il digitale. Come ricorderai, 5 anni fa ho fatto la prima esperienza con la fiera multimediale su Van Gogh, dove ho esposto quasi tutti i 1000 quadri di Van Gogh all'interno di una trentina di monitor, e dove la gente ha potuto vedere lontano dai musei quello che Van Gogh ha prodotto. È stato un successo. Dopodiché è venuta la pandemia e mi sono messo a studiare sulle applicazioni digitali. Si parla tanto oggi di transizione digitale, no? E ho trasformato la fiera Viva Agrigento in un'applicazione, in un sito dove con 1250 pagine abbiamo messo dentro tutto quello che un agrigentino o un turista ha bisogno di sapere sulla città. Quindi mi spiego bene, si scarica l'applicazione con, ecco qua, con un QR code, il QR code, col telefonino, te la scarichi,
Noi metteremo questi in tutti i bar, in tutti i B&B, nei locali pubblici, nelle cose varie. Che cosa fa? Il turista o l'agrigentino entrerà dentro l'applicazione in 2 capitoli diversi. Una riguarda Agrigento for You e utile ai turisti, dove là dentro si trovano tutte la mappa storica di Agrigento, la mappa del centro storico di Agrigento, con tutto il percorso e i monumenti, e per ogni monumento è spiegato in audio il monumento in sé stesso, in 12 lingue. Di che cosa si tratta? Ecco, questo vale sia per il centro storico, poi c'è la pianta della Valle dei Templi e poi c'è per i monumenti oltre la Valle dei Templi. Il parco della Valle dei Templi possiede anche una quarantina di siti archeologici sparsi per tutto il territorio. In più poi abbiamo la mappa dei castelli e delle torri che ci sono in provincia, compreso il castello di Favara, di Palma di Montechiaro e via discorrendo. Quindi il turista ha a disposizione tutto, poi vuole sapere le spiagge dove sono. Noi abbiamo 140 km di spiagge in provincia di Agrigento, e poi può sapere pure in città i locali per i food, i locali per le attività culturali, i musei, i teatri, insomma c'è tutto quello che riguarda. Mentre il secondo capitolo, e chiudo, riguarda l'agrigentino. Cosa fa? L'agrigentino ha bisogno di un artigiano, poi la navigazione è stata studiata da questi tecnici in maniera da seconda elementare, cioè è semplice, attraverso una serie, è una navigazione visiva, attraverso una serie di videoclip, tu entri nel capitolo che ti interessa. Allora cosa c'è? Che un artigiano scacci nella schiacci di artigiano, poi c'è il falegname, poi ho messo pure un capitolo riguardante i media, scacci nei media, e che cosa ci sono? Le TV locali, le radio locali e il giornale web. Bene, non mi dire tutto perché voglio approfondire questo argomento, perché interessa, come diciamo, non solo i turisti, ma chi insomma ha bisogno di tutto quello che c'è nel territorio. Conosciamo anche Michele Nandele, dicevamo presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro di Agrigento. Ci vuoi parlare di questa tua associazione, Michele? Sì, l'occasione proprio oggi c'è stata una tragedia, stamattina sentite i media. Attenzione al microfono. Ho detto che ci sono stati altri morti, incidenti sul lavoro. Purtroppo abbiamo una media di quasi 4 morti al giorno. Abbiamo 4 morti al giorno, una media di 4 morti al giorno. La stima dei morti non si sa a quanto, ma quelle che si sanno, quelle che non si sanno non sappiamo, ma la cosa è molto grave. Io dico sempre una cosa, gli ispettorati del lavoro non ci sono. Gli ispettorati del lavoro, gli ispettori che controllano i cantieri, non ho visto neanche una volta controllare un cantiere. Mancano di operatori. C'è una cosa, che ci sono molti cantieri a norma, ma sono i lavoranti certe volte che sono un po' distratti. Io camminando in lungo e largo vedo dei cantieri che sono, certe volte vedo gli operai messi sono per ponteggi che parlano per il telefonino, e questi sono una distrazione da finire, che poi cadono giù e finisce come finisce. E poi c'è una procedura, i capocantiere ha problemi, il venditore a scavalco di un eventuale grave incidente. E questo è, io voglio beneficiare l'Animil, perché l'Animil proprio quest'anno fa 80 anni di attività. L'Animil è nata come un'associazione mutuate parlare sul lavoro, che assiste a tutti chi va sul lavoro. Territorio nazionale naturalmente. E tutta la territorio nazionale, sì. La seconda domenica di ottobre, come ogni anno, noi andiamo a ricorrere la giornata del riposo sul lavoro, che a Roma partecipa sempre il Capo dello Stato, è molto sentita anche nei nostri territori, perché ogni presidente della nostra provincia si assume la responsabilità di fare questa associazione e evidenziarla per il riprendere sul lavoro. Io invito a tutti, con l'occasione che qualcuno sul lavoro mi sente, che è un invalido, ha bisogno di un'assistenza, ha bisogno di una
una collaborazione quello di che venire nei l'università nostri uffici, in questo campo che poi è molto articolato anche con le leggi, con le normative. Sì, normative, sì, è articolato. E vedi, se noi abbiamo gli uffici via Picone, ci sono dei dipendenti che hanno una procedura, fanno un'assistenza completa. Poi Michele, mi devi parlare anche del convegno che c'è stato la settimana scorsa, che insomma ho visto che è stato molto partecipato e molto importante proprio su queste tematiche della sicurezza sul posto di lavoro. Ci sono in Italia delle leggi rigidissime che magari non vengono poi rispettate. Noi facciamo tanti convegni sulla sicurezza sul lavoro, abbiamo fatto 6 mesi fa una città del mare, hanno partecipato più di 3.000 persone, città del mare, sono giunti giudici, avvocati, ispettori, la deputatura regionale pure ha partecipato lì, perché noi siamo sempre presenti a questa evidenza. Come dire, l'associazione oggi, se non ci fosse, sarebbe un problema, perché tante leggi che oggi hanno messo grazie all'associazione Animil, perché in Animil noi abbiamo al Senato abbiamo delle commissioni, nelle nostre sedi a Roma partecipano dei ministri che... So che voi addirittura il 2 lo volete far diventare una festa rossa in calendario. Stiamo lavorando, già in discussione, per diventare una festa nazionale rossa, perché si sa, l'evidenza c'è, i morti ci sono, è giusto ricordarle con una festa nazionale. Comunque una giornata nazionale. Il lavoro maggiore è sicuramente battere sulla sicurezza. Voglio ricordare che l'Animil, per essere più vicino all'invalido, ha fatto anche un patronato, un caffè per l'assistenzialismo dell'invalido, sia invalido che non invalido, più che altro per l'invalido. Facciamo corsi di formazione, facciamo tante attività, oggi facciamo tante attività, corsi osseo, eccetera, eccetera. Oggi l'Animil è molto presente alla leggenda. C'è da dire una cosa, che io da circa 10 anni che sono presidente, dal primo momento che mi sono insediato come presidente, mi sono messo in testa, guardando il territorio, visto che ad Agrigento mancava un monumento, Giovanni, un monumento caduto sul lavoro. Oggi stiamo realizzando, già abbiamo un progetto esecutivo, abbiamo già un finanziamento statale, un finanziamento, ognuno corrisponde alla sua donazione, abbiamo un conto corrente. Quindi un monumento che ricorda purtroppo un monumento che ricorda il padre sul lavoro. Sì, oggi è in fase definitiva, aspettiamo un certificato, una cosa prorogata che sarà collocato? Sarà collocato in Via Stazione. A Quadra Agrigento. In Quadra Agrigento. Tienici informato, mi raccomando, vogliamo essere. Sì, noi abbiamo fatto anche un convegno, a Palazzo Filippine per parlare proprio del monumento. Cioè dire che c'è una commissione che è molto vicina ci vuoi svelare che cosa rappresenta o è un segreto, insomma? No, io non vorrei svelare questo, perché sarà un bellissimo momento. Quando se ne verte? Sarà un artista molto famoso a livello internazionale. Possiamo dire chi è l'artista? L'artista possiede il Cubo di Cantarisetta, perché è un artista molto... Il soggetto lo lasciamo ancora un po' così nel mistero. Io ho da dire che questo monumento è stato faticato per un monumento di Agrigento, perché meno male che ho tanti collaboratori, io ho il funzionario dello Stato, Gigliere Messina, il Rotary della mia commissione, c'è Vittorio Messina che fa parte della mia commissione, il Presidente della Camera di Commercio che fa parte della commissione, il Presidente dell'INAL che fa parte della mia commissione. Siamo un gruppo che noi ci crediamo e também ci crediamo che sia finalmente stato realizzato. Bene. E sicuramente che nel giro di qualche mese già ci saranno i primi spunti. Tienici informato nel mentre metti giusto il microfono qui nel bavero della giacca. Ritorniamo al maestro Ugo Adamo che mi fa vibrare le corde. Il violino, dicevamo Ugo, si adatta un po' a tutte le musiche, o dobbiamo focalizzarlo obbligatoriamente nella musica sinfonico da camera? No, assolutamente. Io, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, mi esprimo tantissimo con brani proposti in chiave moderna. Tra parentesi mi candido anche
collaborare, a dare il mio contributo artistico in occasione anche di questa posa. Bene. Abbiamo già la colonna sonora, quello ci mancava. vi mettete d'accordo. L'inno nazionale di Mameli, che in questo caso mi pare anche indicato, che mi fanno eseguire spesso al violino in tante circostanze, manifestazioni diciamo pubbliche di un certo livello. Quindi un violino è uno strumento Un violino che si adatta un po' a tutto. 460 gradi, con l'espressione musicale che si può avere col violino è davvero per tutti i gusti, cioè non è per nulla tediante, per nulla noioso, antipatico che possa sembrare, va bene? Invece è uno strumento che si presta molto a tanti generi di musica pop, jazz, nazionale, internazionale, veramente uno strumento che si presta. Abbiamo iniziato con un tango, adesso Visto che l'ha nominato l'amico Giovanni, facciamo un brano di Astor Piazzolla, Libertango. prego. Ugo Adamo e il suo violino. Grazie Ugo. Dicevamo questa associazione, ma anche altre associazioni che fin dal loro nascere mettono la Valle dei Templi al centro dell'attenzione, preservarla e naturalmente farla fruire al maggior numero di persone possibili, lontana da attacchi più o meno industriali e intrusioni, Gaetano, no? Industriali. Ma l'industria insomma è sviluppo? Certo, indubbiamente, solo che bisogna
coniugare sviluppo e sostenibilità. Non si può costruire un impianto industriale vicino a un sito archeologico, per cui io approfitto anche di questa trasmissione, mi dà l'opportunità di lanciare anche un messaggio al Presidente Schifani, il Presidente della Regione Siciliana. Il Presidente è favorevole alla costruzione del rigassificatore, come la maggior parte dei politici italiani e siciliani. Però a Schifani io voglio dire, caro Presidente, si raccordi con il governo nazionale di Giorgia Meloni, perché se il governo di Giorgia Meloni loda e encomia l'attività delle associazioni che contrastano il rigassificatore, non può contemporaneamente autorizzarne la costruzione. Quindi, caro Presidente Schifani, veda un po', si rapporti con il governo nazionale. Per quanto riguarda invece il nostro politico agrigentino Roberto Di Mauro, che tra l'altro è assessore regionale all'energia, io voglio ricordare un fatto importante e sono sicuro che Roberto Di Mauro, che è sensibile a queste problematiche agrigentine, lo attenzionerà. Nel relazionare la Commissione al Ministero della Cultura su questo riconoscimento dell'enconimo alle nostre associazioni, hanno osservato che questo progetto è vecchio di 20 anni, che oggi nessuno più, come dicevamo poco fa, progetterebbe un rigassificatore onshore. Si potrebbe quindi rivedere, no? Certo, si deve intanto annullare questo in primis e poi valutare il da farsi, perché oggi si fanno offshore, si fanno le navi rigassificatrici. Per cui tra l'altro con la Sicilia non è che non partecipa al discorso del gas, bisogna ricordare che in Sicilia la Sicilia è attraversata da 2 pipeline del gas che arrivano dall'Algeria e dalla Libia e solo il 10% del gas viene utilizzato e consumato in Sicilia, il resto viene mandato in continente. Quindi già la Sicilia dà un contributo notevole a questo, diciamo, processo di sviluppo e industrializzazione. Quindi io vorrei qui democraticamente e molto serenamente invitare Roberto Di Mauro, che è l'assessore regionale, a confrontarsi con noi in un dibattito, magari qui in questa sede televisiva, moderata dal nostro bravo Peppe Moscato, e chiedo cioè rivedere il progetto e magari rivedere, certo, farlo proseguire in una chiave più attuale, ecco. per capire che ci sono altre soluzioni energetiche nel paese. Ma la vostra associazione è solo contro il rigassificatore o nella vostra azione, diciamo, quotidiana ci sono anche altre iniziative? No. Cioè, intanto, è anche pro, ecco, non è solo contro. Intanto la nostra associazione si propone non solo progetto, come tutela ma anche come valorizzazione e come sviluppo della Valle Timo, con diversi suggerimenti che abbiamo dato al parco archeologico e che sono stati anche accettati. Poi la nostra associazione è confluita nel movimento per la sostenibilità che ora è nato da qualche anno, dove ci sono associazioni e Confimpresa, dove ci sono associazioni di albergatori, dove ci sono anche i singoli cittadini che sono avveduti, che sono interessati alla tutela del nostro patrimonio. Quindi diciamo che ha un'attività ad ampio raggio che propone, oltre che contrastare, perché è giusto che certo, ci sia anche la parte sì, propositiva. Giovanni Parisi, dicevamo di questa app facilmente fruibile, mi sembra di capire anche gratuita, ecco, non si paga per scaricare l'applicativo, dove c'è il For You e anche il Cosa Cerco, ma dentro naturalmente ci devono essere i contenuti, cioè le aziende, le varie attività possono proporsi a voi per essere inserite in questo contesto? Certamente, l'obiettivo è questo, però io prima di parlare della mia app voglio dare... Allacciarti a quello che diceva... Anche perché io sono un pentito,
non della giustizia. Cioè io ero favorevole alla costruzione del gassificatore, Sì. perché sono cresciuto anche con una mentalità imprenditoriale e quindi la mia forma mentis era proprio di avere lo sviluppo industriale, non sotto la Valle Tempio ovviamente come la Fiat, e quella era una schifezza che me la raccontava mio papà e io già da ragazzino capivo su pazzo. E ero favorevole Sì. e spesso mi scontravo con tanti componenti, addirittura ho votato pure sì Nel referendum. al referendum. Poi l'anno scorso ho partecipato a un convegno dove c'era il ministro del turismo, della cultura, non mi ricordo, era un leghista, che è venuto qua tutto pomposamente a parlare della Costa del Mito. Costa del Mito che cos'è? Lo sappiamo? Sì, certo. È una costa dove ora il distretto turistico di Agrigento Comprende addirittura le province, perché c'è da Castelvetrano, Agrigento, certo. Questa idea di questa costa come la costa degli Etruschi in Toscana, ci sono tanti altri esempi sparsi per le coste italiane. Ebbene, a questo convegno tutti curiosi, tutti con il ministro, a pontificare il ministro, che era contento di questa. Però si sono dimenticati tutti che il ministro della Lega è d'accordo alla costruzione dei gassificatori. Quindi all'interno di questo convegno c'era un sillogismo, cioè praticamente lui era là per la Costa del Mito e contemporaneamente due cose che era una cosa da una manicomio. contraddizione. Alla fine mi sono alzato, anche perché io peli sulla lingua non ne ho, e sono intervenuto. Fammi vedere. Sono intervenuto dicendo al ministro: scusi ministro, lei è qua per pontificare questa Costa del Mito. Tutti noi siamo venuti qua per la Costa del Mito e lei contemporaneamente è favorevole al gassificatore. Due cose che si scontrano. C'è una follia, anche gli astanti stessi che erano presenti a questo convegno nemmeno hanno capito il mio intervento, e da quel momento in poi io sono diventato uno a cui il gassificatore, io lotterò fino a quanto posso contro il gassificatore. Visto questo è un esempio di quella cittadinanza civica di cui si parla nella Certo. motivazione. Hai fatto già insomma altri adepti. Anche perché solo gli idioti non cambiano idea. Assolutamente. ci Il mancherebbe. dottore Cittadinanza, un esempio di civica Anche cittadinanza. perché solo gli idioti non cambiano idea, quindi io ho ritenuto uno si di cambiare convince di idea, cose nuove, perché ci sono sono convinto, nuovi elementi sono e favorevole alla Costa del Mito, ma non sono favorevole alla. Ritornando all'app, Ritorniamo all'app. l'app è gratuita, basta, come ho fatto vedere Sì. poco fa, scaricare attraverso il QR code con il telefonino e installare. Dopo che tu scarichi il QR code c'è una procedura all'interno del telefono, dello smartphone, che ti crea l'icona all'interno del telefono, quindi tu per sempre avrai questa icona che schiacci Sì. e ti apre. Ma questo io come fruitore Sì. dell'icona, Poi per quanto riguarda come a mia attività, insomma, ora come gli inserzionisti, chiamiamolo inserzionisti, così. che sono quelle che dovranno Sì. pagare, Ci mancherebbe, ma allora. lo dico bello chiaro, Ma- costa 30 centesimi al giorno l'inserzione, Quindi diciamo cioè, una cosa. in nulla, parliamo di nulla. Irrisori. Però siccome parliamo di 300 inserzionisti, insomma diventa anche in 2 o 3 anni dovremmo recuperare le spese e poi magari sperando che cammina. Ma non so, ma è un servizio utile. Allora, perché che cosa quante succede? migliaia di persone Ma andranno a scaricare e io a l'ultima vedere? applicazione che ho fatto un'applicazione per il mando e l'envione. Ebbene, è stata vista in 10 giorni da quasi 12.000 persone. Ecco, quindi. Cioè, certificati, non Sì, che sì, li sì. dico così io, perché si può andare a vedere. Allora, che cosa succede? Se io faccio una pubblicità esagerata attraverso i media e una cartellonistica per tutta Agrigento, perché solo Agrigento a me interessa Sì. la copertura, succede che queste inserzioni, io poco fa ho detto sono più di 1200 pagine, ma più di 400 pagine sono dedicate alle aziende pubbliche o private e ai professionisti artigiani e tecnici
anche un modo semplice e che cosa immediato. succede? Io ho bisogno di questo. Dopo che tu arrivi e dici voglio bisogno dell'artigiano, schiacci sull'artigiano, poi ti apre il falegname. Quando arriva al falegname, scacciando, in esclusiva, perché ce n'è solo uno per ogni Tipologia, figura, ti esce fuori il sito o la pagina Facebook dell'interessato. Per esempio, per quanto riguarda i mass media, ho inserito le televisioni. Le televisioni sono 4. La esclusiva non ne ho dato perché ho dato spazio a tutte le televisioni. Quando tu arrivi a TVA e schiacci, ti esce fuori lo streaming di TVA. Certo. Quindi tu puoi vedere in qualsiasi parte sei di Agrigento, del mondo, Attraverso l'app. attraverso quell'app la trasmissione. Domani chi vuole, anche noi stessi, possiamo vedere questa trasmissione quando verrà messa in onda attraverso questa applicazione. Tu parlavi poco fa di Mandorlo in Fiore, diciamo, è finito da poco, grandissimo successo di pubblico, delle piccole imperfezioni ci sono state, è normale, chi fa può anche sbagliare. Qual è la tua impressione? La mia impressione è Tu questa. sei La un mia uomo, impressione insomma, è questa. È stata una grandissima manifestazione, fatta con pochi soldi, anche se il populismo ti porta a dire si mangiarono 400.000 euro. Non è così. E questo, 1000 ospiti da far dormire, esatto, mangiare, viaggiare. No, io stavo parlando dell'elettricità che tu hai accennato. Sì. Ci sono state l'elettricità. Ma lo sai perché ci sono l'elettricità? Perché mancavano altri 200.000 euro. Promesse all'inizio? Sì, in questo perché tavolo che proprio. cosa succede? Io organizzavo Viva Agrigento, era impeccabile, lui lo sa benissimo che partecipavo. Sì. Era impeccabile in tutto, ma io spendevo in tutto. Io avevo il capo dei tecnici, il capo del personale, Certo. avevo il capo dell'ufficio stampa. Qua è mancato qualche tassello. Qua è mancato perché i soldi li hanno utilizzati solamente in logistica, che sarebbero alberghi e autobus, Sì. che costano per 10 giorni quasi, significa, Il service. i service e tutti gli artisti, cioè tutti i gruppi folcloristi. Io, a memoria mia, che ho partecipato a tutte le sagre, tutti questi gruppi, in mezzo alla strada l'ho mai visto. C'erano quasi 40 gruppi, non solo 40 gruppi, tra gruppi, bande, bambini, c'era gruppi di altissimo livello artistico. Io ho fatto solo i bambini del mondo, però devo dire anche bambini tra virgolette, io ho visto, dei veri e seri professionisti. Io ho visto uno spettacolo a Pirandello, ho visto quasi 12 gruppi, ma mi veniva difficile capire chi poteva vincere, però sono riuscito a indovinare, a capire chi poteva vincere attraverso una serie di circostanze, cioè i costumi, i componenti, diciamo, le belle ragazze, belle danze, bella musica. Io ho comprato pure un tamburo di questo gruppo, perché faccio la raccolta di strumenti musicali a proposito di musica. E insomma, dico, questo è il gruppo. E vi posso dire veramente che con altri 200.000 euro si sarebbe spesi in attività, perché ci vogliono il responsabile, ci vuole il responsabile dei permessi, certo, ci vuole il responsabile dei movimenti dei gruppi, ecco perché qualche volta il gruppo è andato a finire, e poi ci vuole un'altra figura che manca, sono gli accompagnatori professionali, cioè quelli pagati, perché tu non puoi dare in mano a 40 gruppi, a 40 docenti che senza pagati se ne fregano. Ma non solo perché sono pagati, ma sono buttateli un po' allo sbaraglio. E quindi, però l'organizzazione è stata quell'artista che ha messo su il programma, poi sono venute a mancare tutte quelle attività collaterali che tutto sommato sono necessarie. Però l'imbarcatura ha retto. L'imbarcatura ha retto bene, e poi il successo c'è stato perché tutta questa gente che è venuta da Agrigento, anche perché cambiando i percorsi, perché c'è stata una modifica, perché ora è inutile che si scenda a campo sportivo, tutto il viale invece ha reso, il Cangiolino, la Vendela, Picchi un tutto il viale ha reso, tutto il viale a Fontanelle, la festa si fa a centro, il Parco di Siena si fa in piazza, si fa già. No, ma quest'anno devo dire che c'è stato un giorno in cui i gruppi sono stati decentrati in tutti i quartieri. Ma non sfilate ma così, assolutamente la presenza. C'è in via Crone, a sfilata fiaccolata in via Crone, ma che c'è anche da fare? Certo. Questa partenza dalle poste e dal comune
di due sfilate diverse, concentrandosi tutte insieme alla piazza Martellana e sfilando fino tutto il viale all'ex ospedale psichiatrico. Cioè la gente si è distribuita là e ha gustato veramente la sfilata, cioè ha visto i gruppi che si esibivano, non come prima che la strada tutti si concentravano davanti alla chiesa San Calogero, non si vedeva niente, o anche in Piazza Mia stesso. E finiva tutto là, poi la gente non se ne fregava niente di andare al campo sportivo. Così pure è stata ottima la scelta di fare pagare. Perché a un prezzo irrisorio, senza soldi, misso in bravo Giovanni. Michele Andele, hai trovato già la colonna sonora per l'inaugurazione del monumento? Ne parliamo, sì. Io con l'occasione vorrei dire una cosa, che io vado sul lavoro e vorrei che si avvicinassero a noi all'associazione, perché più siamo, più abbiamo diritti di avere, meno siamo noi. Considera che l'imparo quando si associa a noi con 0,50 centesimi ha tutta l'assistenza di 160 case, tutta l'assistenza completa, avvocato, assistenza, di tutto. Perciò inviterei all'imparo sul lavoro che non conosceva o non conosce ancora l'associazione di vedere sul sito internet di convocarci, ci parliamo, facciamo un colloquio con loro e poi troverà sicuramente tanti servizi. Sì, tanti servizi. Con l'occasione voglio dire una cosa che ho detto poco fa, che quest'anno facciamo, l'associazione è nata nel 1943, noi abbiamo 300.000 iscritti all'associazione a livello nazionale, e con l'occasione, il giorno 11 di settembre, siamo invitati alla delegazione dell'Anima, invitata una persona pure dal Papa Francesco, che già lui ci conosce, che 4 anni fa siamo stati già presenti da lui. Sì, e quest'anno ci ha invitati alla sua udienza. Bene. Allora, Ugo, ti ricordi quando hai suonato per il mio 25esimo? Sì. E adesso ti vedo con la giacca nera, non lo so. Io sono... No, poco fa eri senza giacca, lo dobbiamo dire. Sì, no, ho ritenuto, ti vedono, ho ritenuto anche di decoro, perché, un po' più di cerimonia, anche per gli amici, rispetto agli amici, insomma, mi sembrava giusto. Ti voglio fare ritornare un po' indietro nel tempo, Ugo. Sì. Io ho sentito, io ho memorizzato fagotto, sì, pianoforte naturalmente, e poi l'innamoramento col violino. Cioè, sì, questo colpo di fulmine come è avvenuto? Allora, ci tengo a dire che del piano io tengo la licenza, perché essendo uno strumento complementare, no? È obbligatorio anche per noi studenti del conservatorio da frequentare. Il violino è stato uno strumento che io ho scelto un po' a caso, diciamo, no? In realtà, e ritornando a quello che ti dicevo prima, mi ha fatto antipatia all'inizio, perché l'ho scelto a caso, non l'ho scelto con cognizione di causa. Però quando io ho preso confidenza con lui, quindi quando abbiamo iniziato a darci del tu davvero, cioè mi ha accompagnato, come potete ben vedere. Se ho capito, poco fa hai detto che fino ad oggi c'è un grado di difficoltà negli strumenti. C'è un bravissimo, c'è un grado negli strumenti, proprio ogni strumento ha un suo grado di difficoltà. Il violino si trova? Il violino è tra gli strumenti, diciamo, con difficoltà classificato impareggiabile addirittura, ma non è una questione per voler denigrare gli altri strumenti. Allora, infatti noi vediamo, perdonami se ti interrompo, vediamo che i ragazzi per esempio che si avvicinano allo studio del pianoforte, no? Li vediamo già piccoletti, piccolini, già con una dimestichezza sulla tastiera, sui tasti, che lascia stupiti veramente vederli così giovani eppure già così bravi. Ma non perché lo strumento del pianoforte sia più facile del violino, ma perché tu le note ce le hai già lì, quindi diciamo è un altro tipo di approccio. Mentre qui la tastiera del violino, come ben vedete, non ha i tasti segnati. Sono quattro corde, e queste 4 corde tu devi far uscire basta che la cosiddetta armonia di mezzo centimetro, insomma, la cosiddetta armonia, che tu invece nei tasti del pianoforte per esempio hai già sotto le dita,
che ci vuole bravura anche lì, per carità, Assolutamente. assolutamente. Secondo me strumenti facili o difficili Non ce ce n'è, quello è vero, Cioè, però se uno è bravo a suonare non l'ho stilata io la deve essere classifica. portato. se uno è bravo a suonare l'arpa, Certo. secondo me è la più Un altro strumento difficile. Non l'ho stilata io la classifica degli strumenti. ma si ci arriva dopo certo. decine di anni di No, studio. e poi proprio Se- per la difficoltà di cui diceva Appunto, se si Ugo asserisce poco fa. che è classificato tra gli strumenti, diciamo, di difficoltà impareggiabile, ci sarà un motivo plausibile, non è, insomma, non è così. Ugo, abbiamo ascoltato 2 tanghi diversi. Sì. Ti chiedo un'altra Sì. tipologia di musica o mi hai preparato un altro tango? No, invece, no. invece ho preparato un qualcosa un po' più frizzantino, un bel valzer francese. Bello. Diciamo sempre per rimanere con questo carattere, diciamo, allegro. Sì. Ho dei bei brani da No, proporre, di Ennio Morricone, di Piovani, però Tu sei libero di diciamo fare preferisco, ecco, questo valzer francese. Sì, allora. sì. Vado. Ugo Adamo a Target. Immaginavo in una campagna francese tra tanti fiori a svolazzare un pochettino. Anche nel centro di Parigi, no? Cosa? Nel centro di Parigi. Di trasporto. Sì, di E speriamo di avere anche nelle nostre zone cose belle come li hanno, perché il nostro paese è un paese bellissimo, come li hanno in Francia, bene, anche le nostre figlie di recente sono state a Parigi e dicevano che ci sono tante cose, ma anche noi abbiamo tante cose belle. Speriamo che non facciamo rigassificatori ma catalizzatori, no? Di bella gente, non rigassificatori ma catalizzatori. Quindi facciamo infrastrutture ricettivo-turistiche, adoperiamoci per i servizi,
Io per esempio mi sono trovato al Mandorlo in questi giorni, avrei voluto mettermi a disposizione di tutta questa bella gente che ci ha onorato della sua presenza in questa nostra bellissima cittadina, che è anche la mia dal 92 a questa parte, perché io sono oriundo palermitano. E io dico sempre, io la vanto sempre Agrigento ai miei concittadini palermitani. Dico, non la cambio più, non ve la prendete a mano. Una megalopoli con la mia disintossicante Agrigento io non la cambio più. E dire che Ugo, quando è venuto qui in trasmissione, prima di andare in onda, ha detto io non parlo. No, e ve l'avevo detto io. Faccio parlare il violino. Io ve l'avevo parlare il violino. E invece ha parlato era il cavallo di battaglia. Ugo. Era il cavallo di battaglia di Yves Montand, questo che ha suonato questo Walter, vero? Bravissimo, bravissimo. Ridendo e scherzando, anzi parlando veramente di cose belle e serie, è trascorsa la nostra ora in vostra compagnia, con la speranza insomma di avere anche noi catalizzato l'attenzione sugli argomenti che vi abbiamo proposto. E come consuetudine di Target, nel salutare e ringraziare i miei gentili ospiti di quello che hanno detto, della loro presenza e partecipazione, insomma, ho necessità che loro ci salutino e salutino i miei telespettatori, non con il classico grazie, arrivederci, insomma, ma non lo so, vorrei una frase, una citazione, un pensiero o anche un proposito, un invito a un qualcosa di bello e di positivo sempre, perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno, ma ce lo beviamo intero, perché la metà nostra è quella che sta sotto, quindi per forza la dobbiamo bere intera. Grazie a Gaetano Graziano, presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento. Gaetano. Bene, io vi riallaccio a quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, alla musica come essenza della vita. E qui il nostro caro maestro ci ha dato un grande esempio di quello di cui abbiamo bisogno. Ascoltare musica bella è sempre consolatorio. Grazie a Giovanni Parisi e alla sua Vivi Agrigento 2025. Ma io come al solito mi auguro che i miei concittadini credano di più a questa città, meno nichilismo, meno lamentele, e invito anche i cittadini a comportarsi da cittadini pure. Non tutti, perché ci sono quelle che si comportano già da cittadini, ma invito tanti cittadini a comportarsi da cittadini esemplari, e solo così poi possiamo dire che la città ha meno criticità. E crediamoci tutti, non solo ad Agrigento 2025, ma crediamo tutti a tutto quello che si fa in questa città. Grazie a Michele Nantele e alla sua associazione nazionale Mutilate Invalidi. Io colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente il sindaco Franco Miccichè e l'assessore Ciulla per questa bellissima realizzazione del monumento di Agrigento. Lo devo ringraziare pubblicamente, ma lo sentivo di ringraziarlo. Se lo meritano. Grazie a Ugo Adamo e al suo meraviglioso violino. Grazie a voi. Più arte, più cultura, più poesia, più letteratura ad Agrigento. Mi riallaccio anche all'amico Giovanni, e meno chiacchiere, davvero. Io ci sono, noi ci siamo, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di costruire, come dicevo, non è retorica, è davvero, lo sento dal cuore, cose belle per Agrigento. Quindi invitiamo anche coloro che ci stanno guardando ad adoperarsi, a dare il loro piccolo contributo, come modestamente lo do io, lo diamo noi, nel quotidiano, nel proprio campo di azione. Quindi cose belle, arte, cultura, che possano, diciamo, essere galvanizzanti per coloro. Io sento dire spesso, per esempio, parlo di Palermo perché sono la città alla quale mi rapporto più sovente, dico: ma quante cose belle che fate, ci dicono sempre, no? Nell'agrigentino. Quindi evidentemente ci osservano, bravissimo, siamo osservati. Grazie quindi della vostra presenza e partecipazione, e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti. Buona serata. Grazie.